Civile lancia nuovi allarmi, nuove allerte meteo in Cadore. In Veneto si contano i danni dopo il maltempo e la frana che ha ucciso 3 persone. Siamo collegati con il presidente della regione, Luca Zaia. Buongiorno governatore e benvenuto. Allora, buongiorno. Lei ha dichiarato lo stato di emergenza per tutti i comuni colpiti e il governo ha stanziato 153 milioni di euro per questi danni. Allora, di che tempi stiamo parlando e soprattutto a quanto ammontano questi danni? È stata già fatta una conta ufficiale, una stima ufficiale dei danni? Guardi, mi permette innanzitutto di chiarire una cosa, che non è assolutamente vero che il governo ha stanziato 153 milioni per questi danni. I 153 milioni fatidici di quali si parla contestualmente in queste ore riguardano altre opere pronte per il cantieramento e sono opere di messa in sicurezza, ma peraltro neanche della montagna, che il Veneto ha negoziato in questi anni. Per cui per i danni della montagna il governo al momento ha stanziato circa 2 milioni di euro a fronte di danni per 100 milioni. Ecco Zaia, si parla sempre di prevenzione, poi non si fa mai in qualche modo e ad un certo punto si va appunto dal governo centrale a chiedere una sorta di risarcimento o un aiuto per dei costi che sono quintuplicati nel frattempo. Come mai non si riesce a lavorare sulla prevenzione ancora? Perché fare prevenzione vuol dire cambiare culturalmente l'approccio alla pubblica amministrazione. Noi in Veneto l'abbiamo fatto dal 2010 con la mia prima legislatura e prova ne sia che oggi noi abbiamo molti cantieri pronti all'avvio. È altrettanto vero che in questi 5 anni abbiamo realizzato circa 900 opere, grandi o piccole che siano. È altrettanto vero che, come dico io, il governo deve fare una scelta importante, che è quella di dire che la priorità non è più rappresentata dal nastro d'asfalto, ma è rappresentata dalla messa in sicurezza del territorio. Non dimentichiamoci che i danni catastrofali ogni anno in Italia ammontano a circa 2 miliardi di euro. Ecco, spesso si accusa soprattutto i tagli, no? I tagli centrali che poi si ripercuotono sui comuni che quando vanno a decidere dove eliminare le spese appunto pensano al taglio della manutenzione, la pulizia degli alvei e dei fiumi, il rispetto del territorio. Voi come avete fatto a ovviare questa situazione, Zaia? Ma guardi, noi sostanzialmente abbiamo messo in piedi 2 azioni, quella di una legge a difesa del consumo del suolo, quindi noi l'andremo a approvare alla volta di settembre e si parlerà di consumo del suolo zero. Dall'altro cercando di disinvestire su quello che è il nastro d'asfalto e indirizzando ogni forma di nuova opera pubblica sul fronte delle opere a tutela dal dissesto idrogeologico. Non accuserei i comuni di ottusità o di mancanza di visione, perché comunque i bilanci degli enti pubblici, delle regioni, delle province e dei comuni sono stati letteralmente massacrati nel post-crisi con tagli e prova ne sia che oggi ormai quotidianamente si parla sempre di tagli, basti pensare all'ultimo taglio da 2 miliardi e mezzo sulla sanità. Lei avrà visto quello che è successo a Firenze settimana scorsa con appunto la pioggia. Volevo chiederle se aveva anche sentito parlare appunto della grande cooperazione che c'è stata non solo da parte dei cittadini fiorentini ma anche con la popolazione, appunto gli immigrati che vivono a Firenze, che hanno aiutato a rimettere in piedi la città. Ne ha sentito parlare e che effetto le ha fatto? Ma guardi, nessuna sorpresa, anche perché noi abbiamo avuto un danno catastrofale l'8 luglio molto più grave, molto più grave di quello di Firenze. Abbiamo avuto un morto, 92 feriti, un tornado che ha devastato 500 abitazioni, delle quali almeno 100 da demolire. Abbiamo avuto oltre 300 veicoli da demolire e abbiamo oggi l'esito in una fascia che è lunga circa 10 km e larga 500 metri, che è l'esito tipico di un terremoto. Tutti ricordano la Villa Veneta rasa al suolo, tant'è vero che domani mattina annuncio il sopralluogo con la Protezione Civile Nazionale. Gli immigrati sono venuti anche nei nostri cantieri l'8 luglio. Tra i cittadini e anche gli immigrati che vivono in città. È un modello replicabile quello di utilizzare? Glielo stavo dicendo. Si sente, Zaia? Ma guardi, glielo stavo dicendo, noi l'8 luglio... Sì, io vi sento bene. Grazie. Vada avanti. Prego, vada. Volevo dire che l'8 luglio noi abbiamo avuto
anche noi gli immigrati che in alcuni casi ci hanno dato una mano, non si vede nulla di scandaloso. Il tema è che quando magari sei a Firenze la comunicazione galoppa e viaggia molto più veloce, mentre quando sei in Riviera del Brenta in Veneto magari molti non si accorgono di queste cose. Ecco Zaia, a proposito di immigrazione, cambiamo un po' il tema, no? Sull'emergenza immigrazione Beppe Grillo sembra venire incontro alle posizioni della Lega sulle politiche di accoglienza. Cosa ne pensa lei di questa posizione del leader del Movimento 5 Stelle? È soltanto una strategia o c'è davvero una visione comune come la vostra? Ma poi vedremo se con coerenza sarà confermata questa posizione. Noi siamo preoccupati del fatto che ormai il messaggio che si è diffuso proprio da un punto di vista di comunicazione in Africa è che arrivare in Italia senza documenti e con mezzi di fortuna è molto semplice. Prova ne sia che l'anno scorso abbiamo chiuso un bilancio con 170.000 immigrati, quest'anno con 200.000. La preoccupazione non è l'ospitalità, la preoccupazione è l'ignoto, cioè non sapere chi stai realmente aiutando, alla luce del fatto che il Ministero ci dice che 2 immigrati su 3 poi dopo qualche mese non avranno riconoscimento dello status di rifugiato, quindi vuol dire che molti di questi migranti non hanno nulla a che vedere con chi scappa dalla morte e dalla fame. Penso che la soluzione migliore sia sempre rappresentata dal fatto di fare dei centri di prima accoglienza in alcune località del Nord Africa, non necessariamente la Libia, potremmo andare in Tunisia, in Algeria o in Marocco, gestirle con la comunità internazionale, lì verificare i requisiti per chi ce li ha veramente e ha bisogno di protezione internazionale e proprio in quei casi garantire un corridoio umanitario per arrivare in Europa. Ecco Zaia, il tema dell'immigrazione può essere un punto di convergenza, di incontro tra appunto delle opposizioni molto critiche sull'operato del governo come la sua e quella del Movimento 5 Stelle? Guardi, innanzitutto io le devo parlare da amministratore che rappresenta una regione che è una delle prime 3 regioni d'Italia per numero di immigrati, abbiamo l'11% della popolazione, dei quali 42.000 adesso sono disoccupati. Dico che le convergenze sono sempre positive ma sono dettate dal buon senso, nel senso che noi non possiamo pensare di riuscire a dare ospitalità a tutta l'Africa perché è irragionevole e non è possibile. Questo è il tema sul quale dobbiamo ragionare. Prego. A proposito di convergenze, cosa pensa invece delle aperture di Salvini, leader della Lega nei confronti di Renzi? Oggi la stampa dà ampio seguito a queste aperture appunto. Guardi, per quanto riguarda le convergenze, le aperture, le condivisioni di percorsi comuni, di parte di questi percorsi, io penso che tutto quello che è rappresentato dai nostri obiettivi deve essere condiviso con chiunque. La politica del futuro non è più la politica delle casacche o delle bandierine, è la politica del rispetto degli impegni presi con i cittadini. Gli impegni che noi ci siamo presi con i cittadini sono chiari. Se Renzi votasse l'autonomia del Veneto noi la voteremo assieme a lui. Grazie a Luca Zaia per essere stato con noi. Adesso ci colleghiamo con Istanbul, al telefono c'è il corrispondente